io dico sempre una cosa, io sono solo un politico e non mi voglio nemmeno sforzare di diventare un tecnico, prima di tutto non ci riuscirei, ma farei male sia al politico che al tecnico. Allora il politico ha l'obbligo, sia a tutti i livelli, sia ministro, sia sindaco, sia presidente della provincia, sia assessore, ha l'obbligo di essere supportato dal tecnico, poi deve decidere, il politico ha l'obbligo di decidere, ma se è supportato da un tecnico. Quindi anche quello che lei evidenziava, io credo che alla fine poi, quando i tecnici diranno le scelte che hanno fatto, la politica farà la scelta che io ho. Per quanto riguarda il consigliere Scapolà, la strada statale 14, siccome mi è stata già sollecitata anche con lettera da parte dei suoi colleghi di partito, io ho interessato il presidente Ciucci di ANAS di farmi una nota su quello per sollecitare a dare un parere a quelle, perché so che ci sono, tiro a ricordare, perché non sono piccolo da Mirandola, ma insomma tiro a ricordare che c'era un progetto di carattere ambientale per un attraversamento, ma che comunque l'ANAS mi dovrebbe dare, mentre coloro che hanno ricordato un'opera che io considero fondamentale non soltanto per questo territorio ma per tutto il centro d'Italia e la Orte Romea, che su questo io sono soddisfatto di come stanno andando avanti gli incontri per vedere se riusciamo a realizzare questa opera. L'assessore Branca Viera, il territorio è facile, interventi di bonifica, rischio idrogeologico, collegamento a est che è indispensabile. Cosa vuol dire per l'Italia, non soltanto per questo territorio, il collegamento ad est? Se non si capisce questo, cosa vuol dire? Vuol dire aprire un mondo allo sviluppo delle nostre imprese con i collegamenti verso est, si apre un mondo estremamente importante sotto tutti i profili, anche perché questa Europa, seppur stenta a camminare, è un'Europa che esiste e che dobbiamo tutti contribuire a farla camminare. Oggi c'è sicuramente uno stop dovuto alla crisi economica e finanziaria, ma prima o dopo questa crisi sarà superata e tutta la zona dell'est diventerà un mercato e noi abbiamo l'obbligo come italiani di poter arrivare a questo mercato prima possibile. Ci sono gli equilibri e l'equilibrio tra l'uomo e l'ambiente è un equilibrio però che oggi a me pare che si possa dire che la coscienza ambientale nel paese è cresciuta così tanto che ha messo da una parte quella che era prettamente una visione ideologica della salvaguardia dell'ambiente e ha portato ad una visione di buonsenso della salvaguardia dell'ambiente. Io, avendo fatto il ministro dell'ambiente per 3 volte, sostengo che l'ambiente non è solo un costo, è anche una grande opportunità. Se viene usato il buonsenso, l'ambiente diventa una grande opportunità e credo che questo lo si possa fare. Mi sembra riprendo il discorso che faceva il consigliere con un invito che faccio sempre anche alle opposizioni. Quando c'è un governo di un colore si parla di semplificazione, ma soprattutto si parla di velocizzare gli interventi, si parla bisogna trovare il modo di far approvare più velocemente i progetti. C'è sempre chi è all'opposizione immediatamente polemizza e dice vogliamo togliere i controlli. Io credo che l'Italia, per colpa di tutti e poi per colpa di nessuno, ha legiferato così tante volte nell'emergenza che c'è una sovrapposizione di norme che ha creato un caos legislativo, soprattutto in molti settori, sicuramente quello dell'ambiente, che si è abitata su se stessa. Sciogliere questo nodo è estremamente difficile. Io credo che se la
riprende a camminare per il verso giusto, no? Come avviene ora, che ogni cosa è una polemica anche cattiva, non c'è la possibilità in questo momento di aprire tavole di consultazione tra maggioranza e opposizione per trovare la soluzione a alcuni problemi, ma appena ci sarà una schiarita io credo che si debba aprire un tavolo che riguarda il mondo della produzione dell'energia e il mondo delle infrastrutture, perché la realizzazione infrastrutturale e la produzione dell'energia non può riguardare soltanto un colore politico, ma riguarda tutti, e quindi se riusciamo a trovare un punto di incontro, ora c'è la polemica nucleare sì, nucleare no, tutte le volte che l'Italia, io devo dire, mi è capitato a tante tavole rotonde, 2 anni fa, 3 anni fa, anche con colleghi parlamentari della sinistra, ricordo una volta con Fassino, un'altra volta con Bersani, e mi dicevano non siamo aprioristicamente contrari al nucleare, basta farlo in un certo modo, l'ultima generazione e quant'altro. Ora è accaduto, come già accadde alcuni anni fa con Chernobyl, che ci fu un referendum che cancellò il nucleare, ora è capitato quello che è capitato in Giappone, ancora una volta si cancella il nucleare. Io lo considero sbagliato, ma questo è un mio parere, poi naturalmente il Consiglio dei Ministri ha preso questa decisione e che il Parlamento poi in qualche modo ha consolidato, però io ritengo che sia stato sbagliato, ma non voglio qui discutere su questo, ma se non vogliamo tornare al nucleare dobbiamo però incontrarci per capire quale altro tipo di produzione di energia vogliamo, perché così noi rischiamo di non rendere le nostre imprese non competitive, perché il costo dell'energia in Italia supera largamente il 30-40% rispetto agli altri paesi europei. In un certo qual modo questo riguarda anche le infrastrutture, perché noi siamo l'unico paese al mondo, anche su questo siamo curiosi noi italiani, che per realizzare un'opera realizziamo anche le opere cosiddette opere compensative. E poi accusano i governi o di centro-sinistra o di centro-destra che spendono troppo per realizzare le infrastrutture. Ma se io per realizzare un'infrastruttura, soprattutto l'alta velocità, che attraversa centinaia di comuni, uno accanto all'altro, e ogni comune deve realizzare o un asilo nido, o una companare, o qualche cos'altro, è chiaro che il costo incide nell'opera e mi costa di più che in Francia, che in Germania. Ora abbiamo deciso di presentare prima il Consiglio dei Ministri e poi naturalmente il Parlamento di non superare, se un'opera costa 1.000 euro, stabiliamo il 5% di opere compensative e non di più, perché altrimenti queste opere vanno a costare troppo. Ma detto questo, e lo dico a un sindaco, se poi rifletto, queste opere compensative però hanno consentito di realizzare anche opere importanti negli enti locali, e quindi si critica, però nello stesso tempo ha avuto anche dei vantaggi tutto questo. Ecco perché dico, per le infrastrutture, per la produzione di energia, bisognerebbe cercare di trovare un tavolo di consultazione per realizzarli con meno polemiche di quelle che accade fino ad oggi. Io ho avuto un ottimo rapporto quando presidente della giunta regionale era Calà, e ho un altrettanto ottimo rapporto oggi con Zaia, che è stato anche collega. E quindi per quanto riguarda il Veneto, le opere che sono in cantiere, quelle che stanno per partire, sicuramente grazie